Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento con Mixed, la settimana politica insieme a Enzo Cattaruzzi, già collegato con noi. Ben ritrovato Enzo. Allora, innanzitutto so che è importante ultima ora, no? Perché in particolare nella zona di Monfalcone, ci vuoi dire che cosa bolle in pentola? Insomma, io vedo che la politica è scossa un po' soprattutto dalla presa di posizione molto importante del sindaco di Monfalcone, l'Anna Maria Cesin, che è un numero uno per quanto riguarda gli amministratori locali, in quanto i suoi programmi vanno tutti a finire molto bene, da quello che si capisce, ma lei ha posto un problema sulla comunità islamica praticamente, partendo dal bagno delle donne vestite, e comunque sia la situazione ha un riverbero anche sullo spot di Almico. Molti dicono potrebbe diventare un punto di riferimento per gli immigranti lì, che se mettiamo vicino anche la questione dell'acciaieria, dove potrebbero arrivare tanti pakistani, cioè, poi sai, la gente un po' nei bar parla un po' a ruota libera, forse magari non ha tutte le ragioni, ma intanto l'allarme è partito. Il tema del centro di immigrati, peraltro, a Jalmico, è un tema dove anche le televisioni nazionali si sono espressi, tu sai che anche ci hanno contattato, per cui stanno aprendo un po' i fari su questa situazione che peraltro il sindaco di Palmanova dice che potrebbe diventare interessante se una industria carenziana acquistasse il demanio, insomma, acquistasse la caserma Lago per fare un centro di fotovoltaico, da quello che ho capito. Ecco, quindi capisci che il tema è molto delicato. Il centro di immigrati peraltro registra un no fermo della Lega, così si sta ricompattando in vista anche dei congressi, ma un sì invece da parte di Forza Italia, quale dice va bene, il centro va bene, non hanno detto dove, ma comunque sia il centro va bene. Mentre Fratelli d'Italia vuole approfondire e qui abbiamo visto che nei vari partiti ci sono varie spaccature, diciamo così, confronti, chiamiamoli confronti per il momento, no? Anche sul tema dell'acciaieria, no? Per cui la bassa friulana in questo momento tiene banco su quello che riguarda il tema principale di settembre. Certo. Senti, abbiamo notato, anzi ho notato una cosa che sicuramente hai notato anche tu, che a livello di comunicazione, per quanto riguarda proprio l'acciaieria prospettata nella zona dell'Ausa Corno, c'è una spaccatura evidente, no? Fra alcuni organi di informazione che comunque parteggiano per questa eventuale nascita da una parte e dall'altra ci sono alcuni mezzi di informazione che invece hanno messo i bastoni fra le ruote dicendo chiaramente il discorso è semplice, no? Non lo faccio tanto lunga. Abbiamo capito che Confindustria Alto Adriatico non gli va bene l'acciaieria, mentre Confindustria Udine diciamo di sì, ecco, tanto per essere chiaro. È la solita routine, permettimi, poi ti passo la parola, è la solita guerra interna a parole o comunque a pensieri tra Agrusti da una parte e Benedetti dall'altra, no? Questo è sullo sfondo, c'è ancora sicuramente, no? Il tema dell'acciaieria mette in allarme tutta la comunità e su questo tema anche lì i partiti hanno un impasse. In pratica nessuno lo sponsorizza più, tutti vogliono avere un centro che porti lavoro naturalmente, ma tutti vogliono salvaguardare l'ambiente. Io registro questo, fino adesso il presidente Fedriga non ha parlato e addirittura il suo entourage dice che non c'è nessun progetto ancora, anche se si dice che c'è un progetto al vaglio delle varie università, ma non è un progetto diciamo ufficiale presentato alla regione. D'altronde l'imprenditore ha anche fretta perché insomma cerca di far capire alla gente che magari un punto di riferimento importante come lui ha intenzione di fare qui in Friuli potrebbe in qualche modo coniugare questo e quello, cioè venire incontro alle popolazioni per quanto riguarda il lavoro e naturalmente salvaguardare l'ambiente. Il dibattito è aperto, naturalmente l'opposizione è contro sia una parte che dall'altra perché non sa che pesci pigliare, ma sappiamo anche che dopo i funerali del compianto Gianni Bravo
si dice che in una trattoria, diciamo così, udinese si siano trovati agrusti, diciamo così, pare ci fosse anche Saro, ma anche altri personaggi, diciamo così, che in Friuli la politica la maneggiano in maniera molto forte, qualche ex onorevole, imprenditori, altri politici di secondo piano, insomma si sta acuendo questo braccio di ferro tra Agrusti e Benedetti. Su questo, come hai detto tu, mi pare che sia una cosa molto chiara. Io ritengo che va bene che venga fatta la luce del sole questo confronto, è giusto che tutta la comunità partecipi, perché non è giusto che rimanga un po' chiuso nelle stanze, insomma, no? Perché il dualismo tra Udine e il resto della regione ormai va avanti da tempo ed è giusto che in qualche modo chi ha posto il problema lo porti certo. avanti, insomma, ecco. E tu Quindi il mi braccio di insegni, ferro Enzo, che continua. da una parte, tu mi insegni che da una parte va bene, come si dice, anche un po' di mettere un po' di pepe, no? Insomma, tanto per dare un po' di Esattamente, carica, però esattamente. l'importante è che questo pepe non faccia l'effetto collaterale, no? Perché si va a rischio poi di spaccare il Friuli in più parti, non tanto a vantaggio di Trieste, ma più che altro a vantaggio di altri che sono di là de Aghe, oltre le Aghe, no? Cioè si Ma rischia ancora sì, una volta sì. di perdere un altro treno, ecco, tanto per essere Sì, chiari. però qui c'è un problema anche dei problemi, è il problema dell'economia. Abbiamo visto che proprio i dati di oggi dicono che il Friuli Venezia Giulia frena sull'economia e questo Benedetti l'aveva anche detto, l'aveva portato anche Mm. in campo, no? E tutti lo sanno che sta frenando l'economia. Per cui questo è un convitato non tanto di pietra, ma un convitato vero e proprio che mette in allarme proprio l'occupazione. E tu mi dicevi anche prima fuori onda che c'è più di qualcuno che apre e dice ma ci vediamo dopo le ferie, facciamo 5 giorni di ferie. Cioè ci sono i grossi stabilimenti che stanno un po' alla finestra, ma c'è gente, famiglie che non riesce a sbarcare il lunario. Questo è il grosso Certo. problema. Il turismo, Il problema è quello, no? abbiamo visto che ha un meno 20 o 30%, per cui qualcuno dice sì, vabbè, si trovano tutti quelli che hanno delle mensilità, diciamo, pesanti a ragionare sul problema dei poveri, perché questo è nei Mm. bar, si sentono queste cose con un po' di rabbia, un po' anche di superficialità, ma insomma il tema è giusto che la politica riprenda in mano il tema dell'economia e che in qualche modo trovi delle soluzioni. Naturalmente sullo sfondo di tutti questi problemi, che non sono problemi importanti, anzi importantissimi, a parte la guerra all'Ucraina, che sappiamo bene che resterà a lungo sui nostri schermi, c'è anche il problema delle europee e il problema delle amministrative. E in mezzo a queste europee e amministrative ci sono anche i problemi dei congressi. Allora, se la Lega ha già messo in tasca l'elezione ad Dreosto come candidato unico, quindi mi pare che a settembre Tra sarà l'altro lui. ci sarà anche la presenza di Salvini, ricordiamolo, al Ecco, ma congresso che si comunque svolgerà Dreosto, all'Intempiera di Udine. ecco, Dreosto cosa vuol Mm. dire? Che Salvini qui ha vinto la maggioranza e per cui verrà proprio qui a mancare di nuovo territorio. Abbiamo anche il congresso del Partito Democratico dove tra la corsa tra le Narduzzi Conti, la Triestina Conti, abbiamo forse un terzo incomodo, chiamiamolo incomodo, una terza risorsa che è donna come la Conti e friulano come la Narduzzi ed è consigliere regionale tale Celotti, Manuela Celotti, che potrebbe avere delle chance di riuscita. Poi abbiamo il problema anche di Fratelli d'Italia, perché mi pare che ci sono delle voci che il confronto tra Ciriani e Rizzetto continua con Mm. Giacomelli permanente Trieste come ago della bilancia. E poi ci sono le Tra l'altro, su candidature. questa cosa, proprio sul discorso di Fratelli d'Italia, ho avuto occasione di parlare con una persona molto importante all'interno del movimento politico, non faccio nomi chiaramente perché si dice il peccato, ma non si dice il peccatore, il quale mi diceva che nel famoso appuntamento di sabato, quello che si è svolto a Lignano Sabbiadoro, per quanto riguarda l'incontro, no, che dovevano partecipare amministratori, alla fine erano pochi gli amministratori, erano più che altro i simpatizzanti, ma molti amministratori di Fratelli d'Italia, come si dice, hanno dato buca all'appuntamento in riva all'Adriatico. Beh, ma sai, si può anche giustificare subito, no? Siamo d'estate, sono in ferie, via con le famiglie, per cui in settembre si riprende, ma comunque sia,
La gara interna c'è, anche perché sullo sfondo ci sono le amministrative che faranno il resto del gruppo, perché insomma nei comuni si va al voto non possono sbagliare i candidati, ma non solo i candidati sindaco, ma i candidati che vanno a ricoprire la carica di assessore o di consigliere comunale. Insomma, la gente vuole persone, niente avventure di grillismo di questo tipo. Insomma, Possiamo dire, Enzo, tanto per essere chiari, che quello che si scrive oggi già nel pomeriggio potrebbe essere tranquillamente ribaltato, no? Sì, sicuro. E poi ci sono le europee. Io ho sentito alcune indiscrezioni che forse potrebbero avere un Ecco, a certo... proposito di discrezioni, visto che sei collegato con noi, tra queste mi sono giunte voci che qualcuno avrebbe, come si dice, preso carta, penna e calamaio e mandato un invito così di partecipazione al signor Enzo Cataruzzi per candidarsi magari alle europee. Ecco, Ma su ci questo io puoi non confermare commento, questa io cosa? faccio il mio lavoro, ho smesso un po', insomma, in politica si dice mai dire mai, io non ho mai staccato la spina e comunque sia ho le mie idee e naturalmente chi vivrà vedrà, io ti posso dire solo questo. No, invece su quello che riguarda il resto ci sono delle voci su Rizzetto e Ciriani che potrebbero essere messi in corsa, perché sai, un conto è essere nominati, un conto è prendere le preferenze, ma forse io penso che Fratelli d'Italia punterà molto su Ballock perché? Perché è uno che potrebbe farcela, magari, e magari dar via libera a Barberio, quantomeno se non ce la fa, dire a Barberio abbiamo tentato il tutto per farti Certo. rientrare in gioco. Senti, per fare gossip, rimanendo nel campo del gossip politico, qualcuno dice che si potrebbe rivedere proprio una coppia, no, al Parlamento europeo, marito e moglie che potrebbero essere parlamentari europei, uno sul fronte chiaramente di Fratelli d'Italia, l'altro invece sul fronte del Partito Democratico, comunque Oddio, liste affinate. abbiamo già visto a livello nazionale, no? Boccia e ora la anchorman del TG1, insomma, la parlamentare ex di Forza Italia, non mi viene sul nome, ma comunque abbiamo già visto, insomma. Su questo sappiamo che può succedere anche questa cosa qui. Ma Certamente, secondo te eventualmente Ballock potrebbe rientrare per un discorso di parlamentare europeo per andare a farsi le ossa per poi subentrare nel 2028 alle elezioni, salvo sorprese, alle elezioni per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio regionale, dunque come tutto, candidato al posto di Fedriga? tutto è probabile, però volevo finire con la Lega che potrebbe candidare, secondo me, anche la Cisint. E la Cisint è buona anche per quanto riguarda, è papabile anche per la presidenza della giunta regionale. Cioè è una donna, è una che ha fatto l'amministratore ormai per 9 anni e forse arriverà a fare ancora di più, e quindi è una risorsa che Salvini sicuramente non se la lascerà scappare. Certo, Io poi penso che da sottolineare il fatto che la Cisinto deve avere un'esperienza, come hai detto tu, già da anni a livello amministrativo, dunque direttamente sul campo, ce l'ha ancora di più perché comunque il suo background, il suo curriculum parla chiaro e è stata da tanti dirigente, anni, insomma, sì, sì. conosce la macchina burocratica meglio delle sue tasche, tanto No, per sicuro, su essere chiari. questo sono convinto anch'io che è un nome che la destra potrebbe calare. Insomma, ecco. A sinistra io penso che sarà tutto nelle mani della segreteria Schlein, ma probabilmente dei segretari. Noi sappiamo che qui in regione abbiamo avuto sempre dei papi neri, no? Papi o papesse nere, dove in qualche modo si dice vai nel nord-est e vediamo cosa succede, magari qualcuno anche ce la fa, anzi in passato ce l'hanno fatta in molti, anche in sostanza. Mm. Però questo è un po' quello che sta succedendo. Allora, se dobbiamo focalizzare piano piano su un argomento regionale, io penso che il braccio di ferro che le categorie economiche stanno in questo momento facendo proprie, catalizzando un po' l'attenzione, oltre che il sistema che si sta riparametrando nel mondo dell'informazione, potrebbe essere la vera novità. Ma la novità per far cosa? Per risolvere il problema dell'occupazione? Non lo so. Su questo io aspetto ancora e sono fiducioso che il nostro presidente regionale batta un colpo su immigrati, su acciaieria, ma soprattutto sulla questione economica, perché io ho visto E che sanitaria, e è sanitaria. sanitaria. Beh, la sanità, di sanità, hai fatto bene a ricordarlo, è, diciamo così, la madre, come diceva qualcuno, di tutte le battaglie. La Come sanità diceva Totò, veramente è come un diceva punto. Totò, finché c'è la salute. Ma figurarsi la salute tocchiamoci, ma comunque sia, io penso che la sanità è un punto veramente
certo. da salvaguardare. Abbiamo visto che ogni giorno c'è un medico che va in pensione, no? Ogni giorno, diciamo così, vediamo che le liste d'attesa. Poi c'è questo modello, no? Un modello che si dice che chissà quanto voluto, chissà quanto cercato, il modello che privatizzato, che travalica quello pubblico. Io penso deve essere il contrario. Il pubblico deve salvaguardare tutti e poi naturalmente chi ha la possibilità può andare anche nel privato. Solamente che c'è un problema. Qui ormai la gente aspetta troppo per fare qualsiasi cosa, qualsiasi esame. E qui non si può dare la causa né all'assessore, né a un sistema che va rivisto, ma io non dico che vada rivisto a livello nazionale, perché riaccentrando tutto, anche qui abbiamo due politiche, la politica federalista che ormai, diciamo così, è un po' fallita, perché aspettiamo un po' anche la proposta di Calderoli su questa autonomia, no? Questa autonomia chiamata un po' diversificata, come volete, ma molte volte abbiamo fallito su questo, no? Non so cosa succederà. Una cosa sono sicuro, che noi non perderemo l'autonomia, perché insomma abbiamo il minimo sindacale, per cui non penso che la perderemo, no? Certo. Però in questo ambito io forse del Presidente cioè entrerei per rivendicare qualche delega importante. Qualche delega Questa è una cosa importante. importante. Potrebbe essere Senti, quella dell'istruzione, per esempio. certo. Senti Enzo, facciamo un attimo, già che ci siamo, un po' un sunto, 2 minuti, insomma, un flash da parte tua per quanto riguarda invece il governo nazionale. Ne abbiamo parlato più volte, Sì. la Meloni è in giro, però la sensazione è che non abbia più, diciamo, quell'appeal di qualche mese fa, no? Probabilmente l'effetto Draghi, nel senso che quello che doveva portare avanti della gestione Draghi è stata fatta, adesso gioco forza, elezioni, tutto quello che vuoi, però gioco forza da ottobre la Meloni dovrà portare in campo, mettere in campo i ferri per quanto riguarda la politica proposta in campagna elettorale da parte di questa destra che ha promesso tanto, ma per ora, ripetiamo, se guardiamo soltanto l'effetto portare avanti il discorso Draghi e comunque bene o male farsi vedere in giro, a livello di politica interna la Meloni dovrà gioco forza staccarsi da quello che è l'agenda Draghi e se vuole mantenere in un certo senso un certo appeal e continuare a fare, anzi mettere in pratica un po' quello che ha detto in campagna elettorale, perché per adesso sono tante parole, ma onestamente si è visto molto molto poco. Ma io credo questo, che il bonus Draghi ormai è terminato, no? È chiaro che la questione fiscale la fa da padrone, ma anche la questione dei migranti non è una cosa, non è uno scherzo. La questione dei migranti sta facendo un riverbero molto alto perché la gente si dimentica e quello che si è detto 6 mesi fa ormai sono tutti dimenticati, ma non sono dimenticati che l'immigrazione era stato fatto la promessa ben chiara, doveva diminuire, questo non è stato. Quindi c'è un dualismo, un braccio di ferro abbastanza forte all'interno della maggioranza tra Salvini e la Meloni, tant'è che la Meloni ha avvocato a sé proprio il problema dei migranti, dando al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio la delega, quindi praticamente Salvini sui porti non tocca palla. Poi c'è la situazione internazionale che è molto importante e in qualche modo dirimente, perché il 2% che la Nato chiede di compartecipazione alle armi, insomma, sul PIL nazionale, insomma, incide, e poi c'è il patto di stabilità. Io penso che il governo stia giocando un po' d'azzardo e mi spiego. Potrebbero puntare sul fatto che il patto di stabilità con questa Commissione europea slitta, nel senso che non riesco a trovare la quadra, per cui la Spagna dice di no, la Francia dice di no. Insomma, sfangarla, andare alle elezioni, e quindi il patto di stabilità ci permetterebbe di sforare ancora, e andare a nuove elezioni e magari cercare di entrare in commissione e cambiare le carte. Questo secondo me è un azzardo, perché i mercati non la leggeranno così. I mercati dicono: tu hai dato una parola e su questa parola devi mantenerla, no? E poi c'è il problema delle banche. Voi sapete benissimo che le banche sono delle lobby fortissime e naturalmente queste tasse sulle banche, che per la gente comune dice sì, hanno fatto bene, è giusto, è tutto bene, no? Però ha un riverbero
dove praticamente chi pagherà questo saranno i correntisti, piccoli correntisti come me, come te, come altri, che in qualche modo non hanno miliardi in banca. Per cui questo problema la Meloni lo deve in qualche modo sgravare, e anche in fretta. L'importante è che il cuneo fiscale rimanga, perché si è capito che sulle pensioni non si suonerà, sul 90%. Bisogna che lei scelga un argomento importante per dire: io ho cominciato, siccome dice che durerà 5 anni, io non ho dubbi, no? Ho cominciato a sfrondare un po' quello che succede nelle tasche degli italiani, perché tutti sono preoccupati, la situazione economica ha questo riverbero. Quindi questo governo, io penso che avrà un riverbero anche sulle elezioni amministrative ed europee, perché faranno un tutt'uno. La gente non sta tanto, vede che sta male, vede che non riesce ad andare fuori 2 volte per settimana, una volta andava ogni sera, dopo 3 volte, qualche volta uno va a mangiare la pizza una volta per 15 giorni, quindi sente questo problema, questo disagio, e magari il voto di protesta arriva. Non dimentichiamoci che Renzi ha fatto tanto col 40% e poi è sceso di colpo. Bisogna che tengano presente questo. Perfettamente d'accordo con te. Grazie dunque al nostro Enzo Cataruzzi per quanto riguarda lo spazio di Mixed. Chiudiamo qui. Con Enzo torneremo comunque domani al termine di Udinese Frosinone per lo spazio invece dedicato agli speciali che quest'anno seguiremo sia in casa che in trasferta, le partite dell'Udinese. Daremo spazio anche alla pallacanestro, ma ve lo spiegheremo man mano che le cose vanno avanti, perché ci sono tante novità, tanta carne al fuoco per quanto riguarda il nostro gruppo editoriale e web. Grazie Enzo, non resta che salutare tutti voi, alla prossima. Mandi.